Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti amici dell'oroscopo, anche oggi con le ultime novità dalle stelle di Radio.0. Siete pronti? Iniziamo subito, partiamo dall'Ariete. Mollate gli ormeggi e fatevi guidare dall'avventurosa luna in Sagittario verso nuove sorprendenti scoperte ricche di grandi emozioni. Necessitate dei vostri spazi e dei vostri tempi, fatelo capire al partner ma senza diventare scortesi. Toro, vi sentite abbastanza generosi da donare parte del vostro tempo per un'opera benevola, una sensazione di caldo benessere vi pervaderà. Concedete più spazio agli amici, quelli veri, chiamando e videochiamando più spesso che potete. Gemelli, va bene la schiettezza, ma esagerare potrebbe portarvi a estreme conseguenze non facili da accettare per via dell'opposizione lunare. Meglio perseguire un po' di equilibrio, l'ostinazione in questa giornata sarebbe solo fonte di guai. Cancro, non accettare i cambiamenti potrebbe essere un modo per restare sul sicuro ed evitare inutili rischi, ma non potete rifiutarli a oltranza. Vi ricordate perfettamente date e scadenze grazie alla compagnia di Mercurio, che gran precisione! Leone, chi riuscirà a tenere a freno la vostra intraprendenza e laboriosità accesi dal trigono della Luna con il battagliero Marte? Certo, nessuno. Il senso degli affari vi conduce nell'intricato mondo professionale, potete fiutarli da grande distanza. Vergine, se state cercando una nuova residenza, la Luna potrebbe darvi una mano oggi. Occhio però a leggere ogni parola di un ipotetico contratto di affitto. Dovete trovare una via che soddisfi sì la vostra mente, ma senza dimenticare gli intimi bisogni del cuore. Bilancia, non vi lasciate impensierire da un tentativo andato a vuoto e animati dal sestile lunare tornerete a provare finché non ce la farete davvero. Nessuna possibilità può essere preclusa se non ve la negate voi stessi per primi, perciò non fatelo. Scorpione, le energie calano e per sopperire alla mancanza di volontà non serve bere un altro caffè, meglio concentrarsi su un'unica occupazione. Date spazio ai bisogni altrui senza esagerare con l'autoritarismo che alla fine non porta a risultati. Sagittario, grande prestanza e vitalità per merito di Marte oggi, ma per colpa della quadratura della Luna con Nettuno forse non state puntando dritti al bersaglio. Sprecare tempo ed energie non è il massimo, se state tentando di farvi valere ci vuole concentrazione. Capricorno, attenuato il senso di eccessiva responsabilità, potete anche cedere a un altro il compito che vi siete autoassegnati e respirare un po'. La libertà non ha prezzo e anche se economicamente ci perderete qualcosina non sarà un problema. Acquario, sospinti dalla brezza lunare nell'amico Sagittario, nessuna incombenza diventerà angusta e noiosa, saprete sempre metterci la giusta creatività. Non rimandate né gli impegni né il divertimento, c'è un tempo per ogni cosa se lo gestirete al meglio. E chiudiamo con i pesci. Le ore davanti al PC per lavoro non passano mai e la tendenza a evadere portata dalla quadratura della Luna con Nettuno non vi aiuta di certo. Stringete i denti pensando soltanto alle cose belle che farete quando avrete portato a termine l'incarico. Ed è tutto quindi anche per oggi. Dalle nostre stelle di luglio, le stelle di Radio.0, ci risentiamo domani per tutte le novità. Intanto una buona giornata a tutti e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0